La partnership tra SAS e Nighe Consulting nasce circa 5 anni fa su spunto di un cliente che ci ha chiesto di individuare una soluzione informatica a complemento di un progetto di carattere funzionale che avevamo in essere con questo cliente. Da allora Nighe Consulting ha cominciato a sviluppare con SAS una serie di progettualità che quindi integrassero quello che era l'offerta tradizionale Nighe Consulting basata su progettualità di carattere consulenziale, quindi funzionale, basi di dati normative e a questo punto soluzioni informatiche a supporto dei nostri clienti. Nighe Consulting è una società di consulenza che opera sul mercato dal 1995, abbiamo un fatturato di circa 4 milioni e mezzo di euro, 80 collaboratori e sede su Milano e su Roma. Abbiamo un portafoglio di clienti di circa un centinaio di società, la maggioranza delle quali che fanno riferimento al mercato delle financial industry, quindi banche, assicurazioni, Siemens e GR, anche se negli ultimi anni abbiamo diversificato un po' il portafoglio anche con società di altri settori, pubblica amministrazione, servizi e industria. Le tematiche che trattiamo prevalentemente sono tematiche di internal governance, quindi i nostri interlocutori abituali sono le funzioni di controllo. Con SAS cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di sfruttare, di configurare in maniera innovativa e molto mirata le soluzioni di business intelligence per le funzioni di controllo e quindi creare delle soluzioni che abbiamo battezzato soluzioni di control intelligence. Da lì abbiamo sviluppato e disegnato insieme una soluzione che abbiamo chiamato Control Analytics Platform, che fondamentalmente è un insieme di soluzioni mirate per ciascuna funzione di controllo, quindi audit, compliance, dirigente preposto, funzione antiriciclaggio, che coprisse tutte le esigenze del cliente, quindi dalla definizione di quelle che sono delle policy, delle procedure, delle metodologie, fino alla configurazione e installazione di uno strumento che consentisse poi all'utente finale di mettere in pratica quello che era stato definito a livello organizzativo. In sintesi quindi abbiamo SAS che è il leader di mercato per quanto riguarda i sistemi di business intelligence, Nighe Consulting che ha un'esperienza ventennale su tematiche di internal governance. Insieme riusciamo a fornire a un cliente, quindi un unico interlocutore che sia in grado di capire quelle che sono le esigenze del cliente e un know-how che consente poi di mettere a terra, quindi di implementare, sviluppare e configurare degli strumenti che soddisfano quindi quelle che sono le esigenze del cliente a 360 gradi.